Buonasera Adriano nel Polesine, festa di San Gaetano, dico bene? Yes. E siamo con Mara Santarato, ormai una certezza tra le più celebrate presidenti di Proloco. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma speriamo che sia intanto una settimana dove le condizioni meteo ci permettano di fare un po' di festa, di regalare un po' di allegria alla comunità e soprattutto alla nostra piazza Garibaldi. Saranno 7 giorni intensi, impegnativi, già questa prima serata ci permette di apprezzare sul nostro palco i Rossella, Ferrari e Casanova e successivamente la tombola da 3.000 euro, quindi partiamo subito con il botto. Allora, Ariano è famosa perché è una città un po' sonnolenta, però quando poi arriva la fiera si veste di nuovo e c'è veramente tantissima gente. Come mai? Ma secondo me c'è proprio il desiderio, seppure sopito durante l'anno, di uscire, di condividere anche con gli amici, con la comunità, e quindi è un momento comunque di condivisione e di unione della comunità, e poi ci permette comunque anche di ospitare, di accogliere anche persone, visitatori, turisti a volte, che hanno la possibilità di visitare il nostro territorio. E poi merito da Proloco. Merito, impegno della Proloco, a volte insomma si può anche sbagliare, si cerca comunque sempre di provare a fare il meglio. Allora, se volete saperne di più di questa fierona, pagina Facebook o sbaglio? La nostra pagina Facebook è super attiva, super aggiornata, quindi Proloco di Ariano nel Polesine, e lì potete seguirci passo passo in tutte quelle che saranno le serate della Costa Rienese. Grazie Mara, noi adesso seguiamo la serata e complimenti ad Ariano. Grazie a te Leandro, grazie mille per essere venuto a trovarci inconsapevolmente, senza saperlo. Comunque le tue sorprese ci fanno sempre piacere.